Il governo è assente e se lo dice un sindaco espressione dei pentastellati è un'accusa pesante per la squadra guidata da Giuseppe Conte, grillino anche lui. Ida Carmina, sindaco di Porto Empedocle del Movimento 5 Stelle, se la prende con il governo di Roma tirando fuori solo Luigi Di Maio, l'unico che avrebbe risposto alla richiesta di aiuto del primo cittadino, non sappiamo però in che termini, visto i risultati. La situazione a Porto Empedocle è esplosiva perché rimane l'unico porto scelto con gli sbarchi che rischiano di vanificare gli sforzi per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Il sindaco di Porto Empedocle se la prende anche con il PD, chiedendo a Nicola Zingaretti di fare la sua parte, coinvolgendo l'esercito. Ricordiamo che al centro della polemica trova posto la Moby Zazà, il traghetto divenuto famoso per la gaffe del viceministro Cancelleri. Ida Carmina, insomma, è arrabbiatissima, così come lo sono i siciliani e gli agrigentini, che devono fare i conti con un'altra emergenza nell'emergenza. Un'emergenza, quella degli sbarchi, che non si vuole affrontare con forza, facendo così il gioco dei delinquenti trafficanti di esseri umani, agevolati più che mai in questo momento. È sopportabile tutto questo? Si chiede il sindaco di Porto Empedocle. Certo che no. Nei primi 5 mesi del 2020 sono sbarcati in Italia 5.123 migranti. E l'unico provvedimento del governo che riguarda la Sicilia è quello delle navi quarantena. Nessun riscontro alla richiesta di controlli a tappeto per evitare che si arrivi così facilmente a sbarcare sulle nostre coste, anche sulle spiagge, come è avvenuto giorni fa ad Agrigento, al Lido di San Leone. Una ulteriore prova della totale assenza di chi dovrebbe vigilare.